Oh Giorgio, buongiorno, guarda che vista dalla nostra bifora. Quasi quasi io adesso faccio una foto. Perché quel telefonino tuo fa pure le foto? No, sembra il telefono di Marconi di 2 secoli fa. Dici che dovrei aggiornarmi un po'? Ma vedi un po' te, Carlo, mi inviti a casa tua a giocare ai videogiochi e tiri fuori Space Invaders del 1983. E vabbè, stai tranquillo che tanto nessuno potrà farci un aggiornamento migliore dell'ospite di oggi. Amici, siamo a Bifore Verdi. Uno spazio dedicato al grande tema del green e della sostenibilità. Che non è un green book, un film da premio Oscar, ma il grande tema del futuro. Io sono Carlo. Ed io sono Giorgio. Insieme conosciuti ma meglio sconosciuti come Carlo e Giorgio. Ne abbiamo fatte tante insieme, ma questa è davvero strana. Allora, ogni giorno aprendo questa finestra sul mondo ci confronteremo con alcuni dei migliori esponenti della Z Generation. Cantanti, influencers, youtubers, bloggers, posters. Ancora pensi che ci siano ancora ragazzini, ragazzi, gente che si attacca in camera al poster? Può essere, poi lo chiederemo pure anche. Ma e quindi ci introdurranno in stili di vita, in esperienze che magari a qualche volta saranno per noi sconosciute. E noi sonderemo a nostra volta se i nostri ospiti sono sensibili alle tematiche del green e della sostenibilità. Inoltre, amici in ascolto, ricordatevi il nostro contest. Sì, perché ad ogni puntata si può vincere una meravigliosa t-shirt dell'azienda Soulwaves. E come si può vincere? Visitando la pagina Instagram nostra di Carlo e Giorgio oppure di Cube Radio. Sì, ma Giorgio, ormai è tempo di aprire la nostra finestra, anzi da buoni veneziani la nostra bifora, ed incontrare l'ospite di oggi. Allora, amici, conduttrice di Tech Princess, Driving Fiona, autrice di Fiona Talks, una donna che non riesce a fare a meno di parlare con una telecamera, l'ha detto lei, e dopo ce lo confermerà. Abbiamo il grandissimo piacere di avere qui con noi oggi Fiona Ciacalli. Buongiorno Fiona. Ciao. Evviva, Grazie, buongiorno. Grazie per l'applauso, grazie. Con questo... Dopo vi do quello che avevo promesso. Allora Fiona, adesso ci hai già spiazzati, siamo già scossi. Ascolta Fiona, ma tu hai sentito l'affermazione che io ti avrei attribuito poco fa, cioè che non riesci a stare senza una telecamera? Confermi questa cosa? Guarda, non l'avrei mai detto qualche anno fa quando ho iniziato a fare questo lavoro, ma sì, cioè la cosa che mi diverte di più è proprio parlare con una telecamera, perché ormai all'interno di quella telecamera identifico tutte le persone con cui parlo di solito sui social, su YouTube e tutto il resto, quindi per me quella telecamera è diventata tanti amici, insieme tutti in un punto. Ma ci parli anche se la telecamera è spenta? Ormai sì, un po' adesso gli chiedo come sta, perché sennò sai, si sente da sola, ogni tanto chiusa in studio, i giorni in cui non registriamo, poi sospendo. Senti, nella tua home c'è scritto: non lasciatemi senza tecnologia, videogiochi ed automobili. Ma se dovessi rinunciare ad una di queste tre cose, a quale rinunceresti? A quale rinuncerei, caspita? Mi stai facendo veramente la domanda quella tipo vuoi più bene alla mamma? Papà. Oppure anche come diceva la pubblicità, toglietemi tutto ma non... Ecco. Ma non lo so, cioè, forse adesso ti direi i videogiochi, perché mi piace tantissimo uscire fuori e cercare di scoprire cose nuove. E i videogiochi sono un momento molto intimo in cui sto a casa, cerco di rilassarmi con me stessa. In questo momento mi sono forse fin troppo rilassata a seguito di questi lockdown, ho giocato fin troppo, quindi in questo momento potrei dirti i videogiochi li potrei lasciare da parte. Ok, perfetto. Senti, noi ti abbiamo presentato elencando alcune delle tue attività, ma sappiamo che sei in continua trasformazione. Per esempio, vedi ad esempio il nuovo assetto della tua comunicazione, e quindi ti chiederei adesso, ma chi è oggi Fiona Ciacalli? Cioè oggi nel senso di questo momento, perché magari tra 3 ore magari sei già cambiato qualcosa. Dici un po' di... Può essere. Ma guarda, ti dico, è iniziato tutto come un gioco, stiamo parlando di 5-6 anni fa, è stato veramente un gioco in cui io ho aperto questo blog, ma facevo un lavoro vero prima, e a un certo punto ho capito che quello che stavo facendo adesso per divertimento mi piaceva e poteva diventare qualcosa in più. Quindi dall'essere Fiona col suo bloggettino, passatemi il termine, anche un po' sfigato, perché se oggi vado a rivederlo mi fa molta tenerezza, mi fa molto sorridere. Piano piano le cose sono cresciute, si sono unite delle persone, si sono creati dei team, e a quel punto c'era bisogno di creare qualcosa di più strutturato
ed è una cosa che abbiamo fatto, e quest'anno abbiamo fatto un rebranding, cioè proprio come le aziende vere, capito? E a me questa cosa mi lascia sempre così, mi guardo indietro e dico ma sta succedendo a me questo per davvero? Ed è molto bello perché innanzitutto ti prendi delle responsabilità che da un punto di vista è bello, dall'altro cioè non ci dormi la notte. Fai crescere delle persone, nel senso che magari le formi perché molti sono giovani, e questo è molto bello, cioè posso dare delle possibilità a delle persone come a me non sono state date in passato, quindi questo per me è un qualcosa che reputo molto importante. Guarda, la grande scoperta che abbiamo fatto con te è che in qualche modo tu per noi rappresenti proprio lo spirito del progresso. Consentici questo, no? Lo spirito che non si ferma mai, che cerca sempre di rinnovarsi, quello che nel corso proprio dei secoli si è dovuto sempre trovare davanti quello che invece remava contro e che diceva ma era necessario, ma non si stava meglio prima. No, tipo per dire, no, quando hanno inventato, e questo è un tema per te caro, no, la ruota, sicuramente inventata la ruota qualcuno sarà andato là e gli avrà detto ma a cosa serve? Non si stava meglio prima, e dice ma sai invece con una ruota si può fare la carriola, con 2 la bicicletta, con 3 il triciclo, e con 4 una rivista mensile, no? 4 ruote. Quindi tu che sei sempre... Chiudo, va, dopo questa battuta che di solito potrei fare io, basta, vado via. No, non andare via. Ecco. No. C'è proprio lo spirito del progresso. Ecco. No, la domanda è questa allora. Tu che sei sempre aggiornatissima su tutte le nuove uscite tecnologiche, che sei sempre sul pezzo, ma a te non capita mai di dire la frase ma è appena uscito l'iPhone 27, ma non bastava il 26, non andavamo meglio prima, non era necessario? Il problema è che l'essere umano vuole sempre qualcosa di più, nel bene o nel male, e vuole sempre qualcosa di più da se stesso. Io lo vedo con me stesso, sono cresciuta in una famiglia di ballerini, i miei genitori insegnavano danza classica, prima erano primi ballerini dell'Opera di Tirana, e per loro la perfezione non esiste, ma c'è sempre una ricerca di qualcosa sempre di nuovo, migliorare se stessi per mettere in scena qualcosa di meglio per il proprio pubblico. Ed è un dare per avere, no? Il pubblico ti dà degli applausi e tu cerchi di fare sempre meglio. Questa cosa secondo me nel mio caso si è rispecchiata in tante altre cose, quindi io ogni giorno cerco di andare avanti, di trovare qualcosa di nuovo, innanzitutto perché sono una che si annoia molto facilmente, e per me questa è benzina, il mio carburante, la mia energia è proprio quella di poter cambiare e imparare delle cose nuove tutti i giorni. Non potrei essere fatta in modo diverso. Ma senti, consentimi, tu sei una grandissima sperimentatrice, quindi, no? Nel senso che proprio sperimenti e recensisci anche, no? Device e tante altre. Quindi sei proprio un hashtag tech princess, ecco, si può dire questa qua. Però ci proviamo, non è facile sempre stare sul pezzo, e magari non lo sono sempre, perché questo mondo è talmente infinito che non puoi essere sempre ovunque. Sì. Però secondo me devi essere sempre pronto ad ascoltare. Qualcuno dice ma lo sai, molti delle persone che mi seguono su Instagram mi dicono ma hai sentito di questa roba che è uscita? Molte volte rispondo no, vado subito a vedere, però è bello così, cioè, si chiama community proprio perché tu hai la possibilità di avere altre persone che possano alimentare la tua curiosità e darti uno spunto di riflessione su tante cose. Dici caspita, non ci avevo mai pensato, vado a vederlo. Questa è la cosa bella. Ma per venire ad un aspetto anche un po' più personale, ecco, di Fiona, recensisci solo device o anche aspirapolveri, ferri da stiro? Cioè, com'è il tuo rapporto un attimo con la casa, ecco? No, recensisco tutto e cerco di guardarli anche da un punto di vista un po' diverso. Mi piace tutto quello che ci circonda la tecnologia in realtà. Poi magari lo smartphone può essere l'emblema della tecnologia, ma anche un aspirapolvere, un robot aspirapolvere dentro è pieno zeppo di tecnologia, perché ha dei sensori, ha delle cose, cioè tendiamo a non vedere la tecnologia un po' ovunque, che in realtà c'è anche un paio di scarpe. Per farle vengono utilizzati dei macchinari che spesso sono avanzatissimi e sono frutto di sperimentazioni tecnologiche di ogni genere. Quindi la fai a casa la lavatrice?
Sì, la faccio la lavatrice, ho anche l'armadio quello smart che sannifica. Ah, ecco. Ascolta, ma senti Fiona, la sensazione oggi è un po' che tutto va da una tale velocità per cui in un attimo tutti gli strumenti che abbiamo intorno in un attimo sono già vecchi. Cioè tipo porti il computer ad aggiornare e ti dicono è un dinosauro, questo dove l'hai preso? A Jurassic Park? Ma sei dell'anno scorso. Avrei questo televisore al plasma. Ah, al plasma? Perché quei televisori là li facevano quando ero piccolo. Ecco. Invece tutto questo usa e getta, secondo te ci sono delle strade per riparare, riciclare e avere una migliore impronta ecologica? Ecco. Allora, non è solo una vostra percezione, ovviamente le aziende tecnologiche sono delle aziende di profitto e per questo motivo devono spingere ogni anno a cercare di portare sì la tecnologia avanti, ma creare nuovi prodotti perché hanno necessità di vendere per ovviamente tenere in piedi le loro società. La cosa che mi ha stupito di più, qualche anno fa ho visto un documentario che si chiama Il complotto della lampadina e spiega molto bene come funziona l'obsolescenza programmata e di come i nostri rifiuti tecnologici dei paesi sviluppati, chiamiamoli così, arrivano anche nei paesi del terzo mondo che diventano spesso delle discariche. C'è veramente tanto da fare, ma la cosa che mi sono accorta di più è che tendiamo a non sfruttare per esempio come dovremmo l'economia circolare, si chiama così adesso, no? Io non uso più uno smartphone e cosa faccio? Lo lascio in un cassetto o lo butto, invece quello smartphone potrebbe rientrare nel circolo come un oggetto di seconda mano che magari qualcuno che ha meno esigenze di te, perché io il telefono lo uso per esempio per lavorare, magari qualcuno lo usa solo per fare la videochiamata col nipote e 2 messaggini, non ha bisogno di uno smartphone da 1.000 euro, cioè sarebbe o per telefonare, visto che si chiama telefono. Esatto, magari. telefono, quindi smartphone, phone c'è ancora. Phone c'è ancora. Quel telefono potrebbe rientrare in circolo, così come tante altre cose. Infatti oggi si cerca sempre di sfruttare di più questa cosa, ma il problema è che non c'è la percezione. Il ricondizionato, tutto ciò che è far rientrare oggetti che già esistono. E su questa cosa io cerco sempre di spingere, perché ovviamente le persone vogliono sempre il nuovo, ma perché spesso si vengono creati dei bisogni di cui in realtà non abbiamo bisogno. Guarda Fiona, dobbiamo cercare di usare la testa in questo senso. Esatto, guarda, hai un po' anticipato la domanda che avrei voluto farti dopo, cioè adesso, visto che siamo a Bifore Verdi e non potevamo non chiedertelo, quindi in considerazione anche della risposta che hai dato adesso, che rapporto ha Fiona con il green, con l'ambiente, la sostenibilità, insomma? Allora, cerco di guardarmi un po' intorno e cerco di capire quali sono i meccanismi che governano tutta la mia vita, no? Sto guardando molti documentari cercando di capire anche da altre parti del mondo come un mio gesto potrebbe tramutarsi in qualcosa di più grande. A me piace per esempio dell'avocado, che non c'entra con la tecnologia, ma è un frutto che mi piace moltissimo. Sono andata a fare un po' di ricerche e sono rimasta scioccata perché la domanda di avocado è aumentata talmente tanto nell'ultimo periodo che un sacco di paesi del Sud America sono rimasti senza acqua, perché questo frutto ha necessità di tantissima acqua per essere coltivato, no? Allora ho detto, caspita, quasi quasi ne mangio un po' di meno, nel senso, perché secondo me il fatto di togliere completamente, molti hanno visto Seaspiracy su Netflix e hanno detto da domani non mangio più pesce. Secondo me il fatto è proprio quello di riuscire a trovare dei piccoli gesti quotidiani che possano magari andare incontro alle esigenze del nostro pianeta senza essere mai troppo drastici, perché secondo me non funziona neanche da quel punto di vista. Infatti, prima di chiudere, 2 piccole domande. E proprio su questo piccolo gesto quotidiano, ne hai uno da consigliarci? Lo spreco d'acqua è una cosa che odio, infatti ogni volta che vedo qualcuno che lascia il rubinetto aperto o dice no, aspetta che scaldi l'acqua prima di farmi la doccia, ma cosa aspetti dei consumi? Ecco, vabbè, sempre Basitello è diventata l'ossessione. Questo va benissimo. E per concludere una cosa, cioè, visto che tu consigli eccetera, ma Fiona quando ha bisogno di un consiglio a chi si rivolge?
Ma guarda, tantissimi collaboratori fidati che ormai rimane tutto in casa, tutti in famiglia, ci consultiamo tra di noi, che ormai siamo diventati una grande famiglia. Sì. Una grande squadra, bene. Va bene, oggi purtroppo il tempo è volato e dobbiamo salutarti, ma sei stata veramente una grandissima scoperta. Ma veramente, ma guarda, io spingerei per fare un'altra puntata con lei più avanti, se lei fosse disponibile, veramente. Quando volete io ci sono. Ma sei stata una bellissima sorpresa. Per cui noi ti salutiamo e amici, seguite sempre Fiona Ciaccalli. Grazie Fiona. Noi ti diamo ciao. Un in bocca al lupo per tutta la tua attività. Grazie per essere stata a Bifore Verdi. Grazie. Amici, Bifore Verdi finisce qui oggi. Hai visto che roba? Sì, ma ricordate quella della lampadina. Come faceva della lampadina? Devo riguardarmi della lampadina. Devo riguardarmi questa perché mi ha incuriosito molto. Va bene, allora Bifore vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ma ricordatevi il nostro contest per vincere la maglietta della Soul Waves e seguiteci sul nostro YouTube, Facebook e su Facebook e YouTube di Carlo e Giorgio, di Instagram Radio e Instagram e tutto sulla nostra pagina Carlo e Giorgio e sulla pagina Instagram di Cube Radio. Abbiamo fatto un po' di confusione, ma seguiteci dappertutto. Noi chiudiamo la nostra bifora per riaprirla in un futuro prossimo in un altro argomento. Secondo me questo incontro con Fiona c'ha un po' bella donna, bella, simpatica, smart, una donna smart. Ciao. Amici. Ciao.